Buonasera. Buonasera e ben ritrovati, quinta puntata di Effetto Friuli Giovani. Oggi parliamo di immigrazione, un tema difficile e complesso perché tante sono le declinazioni che si possono utilizzare e per farlo, per affrontare insomma quante più tematiche possibili, abbiamo in studio con noi tre ospiti speciali e poi tra il pubblico ce ne sono altri. Allora intanto ve li presento: Tommaso Sandri di Menti Libere, Davide Mauro, presidente di Menti Libere. Loro due hanno, anzi uno dei due, Tommaso, ha intrapreso un viaggio alla rovescia, nel senso che ha percorso la rotta balcanica al contrario, partendo da Lignano e arrivando fino in Siria, poi ce ne parlerà ovviamente. E Renato Garibaldi, che è il responsabile del centro del Bosco di Museis di Cercivento, che è una realtà che accoglie minori non accompagnati da qualche anno, e appunto tra il pubblico abbiamo alcuni dei ragazzi che provengono da diversi paesi che hanno delle storie molto interessanti da raccontarvi. Io partirei proprio da Tommaso e ovviamente sì, non l'ho detto, ma il nostro pubblico, i ragazzi della consulta, gli studenti insomma della provincia di Udine, che come sempre ci accompagnano e discutono con noi dei temi di attualità, i veri protagonisti di questa trasmissione. Tra il pubblico anche ovviamente il professor Luca Martin e Pierantonio Babbo. Grazie a tutti. Tommaso, partiamo da te perché tu hai fatto un viaggio molto insolito sicuramente, ma che ha lasciato anche un segno, perché è un viaggio emotivamente molto particolare. Ci avete anche portato delle immagini che poi appunto Pierangelo ci farà vedere. Raccontaci da dove, cioè mi piacerebbe sapere che raccontassi ai nostri ragazzi, se non sanno appunto di questa esperienza, come è nata l'idea e qual è stato il percorso che hai fatto. Allora sì, l'idea nasce 3, 4, 5 anni fa, in realtà nel 2012, quando abbiamo creato questa associazione Menti Libere, che non è altro che un gruppo di amici che ha deciso di aggregarsi in modo costruttivo, e quindi abbiamo iniziato a pulire dei parchi usando la nostra arte per abbellirli o a sensibilizzare l'opinione pubblica per la maggior tutela. Da lì siamo cresciuti, abbiamo fatto un po' di progetti vari, sempre sensibilizzando sull'interculturalità, sull'ambiente, eccetera. Nel 2014, nell'ottobre, sono arrivati a Lignano una ottantina di ragazzi afghani e pakistani richiedenti asilo, e la prima cosa che è saltata alle cronache è stato appunto il segretario all'opposizione della Lega che ha fatto un banchetto in piazza per raccogliere firme per mandare questi occupanti, questi invasori. Diciamo che non era piaciuta insomma l'idea che arrivassero a Lignano, perché voi siete appunto di Lignano, e che alloggiassero poi appunto nella città durante il periodo peraltro appunto autunno, era? Sì, era fuori non stagione. Diciamo non durante la stagione, esatto. E da lì noi spontaneamente ci è venuta quella di provare a fare qualcosa per far vedere, dimostrare all'opinione ai nostri concittadini che in realtà erano ragazzi come noi, solo un po' speciali, un po' diversi, sì, perché in realtà alle spalle avevano delle storie ben diverse dalle nostre, sì, e che voi avete molto toccato meno con mano quando li avete conosciuti a Lignano. Sì, però persone della serie, no? Quello è la cosa che non veniva detto. Un piccolo dettaglio sì che fa un po' la differenza. Persone che avevano un vissuto drammatico alle spalle, che fuggivano da situazioni difficili, dalla guerra, che direi non è cosa di poco conto. E voi da Lignano poi siete partiti? Sì, l'idea quindi era quella, lui Davide e mio fratello Alessandro hanno portato avanti delle iniziative con questi ragazzi in cui 2 volte a settimana pulivano l'arenile o vari spazi. E lì praticamente abbiamo iniziato a creare dei rapporti con loro e hanno iniziato a parlare del loro viaggio. E in quel periodo nessuno parlava di Balkan Route, nessuno sapeva, nemmeno noi, i dettagli di questo viaggio. Andando lì a conoscere, chiaramente ci siamo interessati ed eravamo increduli nell'ascoltare le miriadi di volte che questi ragazzi dovevano tentare di passare un confine o un altro confine, insomma, delle volte in cui venivano derubati dai poliziotti o cui veniva spenta una sigaretta per il gusto di farlo, eccetera. E abbiamo detto, non so come sia nata l'idea, insomma, nelle teste,
E vi siete messi in viaggio? Abbiamo Avete detto organizzato? facciamolo a ritroso, quindi, quindi nel concreto percorrere questa via, ma anche simbolicamente andare verso quel mondo che i media, che tutti stanno cercando di allontanare, quindi l'Oriente, l'Islam o comunque quella parte di mondo che stanno tentando sempre più di demonizzare sostanzialmente. Quindi a ottobre 2015, sì, il 28-29, non mi ricordo, siamo partiti, io, mio fratello e Paolo, un ragazzo, un nostro amico, e quindi zaino in spalla, con l'idea di essere il più indipendente possibile, quindi avevamo la tenda, avevamo il fornelletto, quindi di muoverci con mezzi pubblici. Ecco che vediamo alcune immagini che ci avete portato di questo viaggio. Mezzi, quello che capitava, insomma, e con un oggetto un po' insolito nello zaino, che era un rotolo di carta di 30 metri di quelli Ikea, con dei pennarelli e dei piccoli strumenti musicali, e praticamente con l'idea che in ogni luogo l'avremmo srotolato per permettere a chiunque volesse di esprimersi, di trovare un attimo di svago, di sfogo creativo in quegli Come attimi se fosse lì. un muro, visto che di muri ne costruiscono, ne hanno costruiti, questo è stato insomma una sorta di murales Sì, su carta. che abbatteva i muri alla fine, Idealmente, linguistici sì. o culturali. E quindi anche lì, cioè, nel vostro viaggio avete conosciuto ovviamente anche cioè, altri ragazzi che invece facevano il viaggio contrario. Certo, tutti facevano il viaggio contrario. Beh sì, praticamente. E poi siete arrivati in Siria. No, in realtà No. in Siria non ci siamo mai entrati. Ah. E dopo Beh, 3 chiaro, mesi perché, siamo sì. arrivati al confine, ad Antakya, Antiochia, sul confine turco-siriano. E lì il vostro viaggio Ed è eravamo finito. rimasti in 2 perché mio fratello era tornato ed eravamo sfiniti e dovevamo fare un progetto con una ONG, un progetto d'arte con i bambini che erano appena entrati in Turchia. Ma un incontro con un losco individuo che ci pressava, ci seguiva, si presentava nella pensioncina dove dormivamo per chiedere soldi e lui voleva portarci in Siria con quella che ci faceva vedere, ci faceva Certo. aiutare e lì è caduto un po' tutto il palco. Beh, insomma, come esistono i passeur o comunque i personaggi appunto che fanno... All'inverso All'inverso, esiste, ovviamente, sì. siete finiti anche voi a vostra volta nel giro, Sì. insomma, ecco. Cosa ne pensate di questa esperienza, di questo viaggio? Qualcuno di voi avrebbe azzardato, si sarebbe messo in viaggio, avrebbe provato a fare... Vi vedo perplessi e silenziosi. Allora, nel pubblico però ci sono dei ragazzi che hanno effettivamente percorso, anche almeno uno di loro, no? Garibaldi, che ha fatto due che hanno fatto la rotta balcanica e uno invece che è arrivato dalla Sicilia, perché appunto sono diverse dall'Africa, sì, e poi ovviamente ha fatto il percorso diciamo da sud rispetto agli altri, perché sono due le rotte, tra virgolette, insomma forse ce ne sono di più, però le principali sono queste, quella balcanica è quella che ci riguarda forse più da vicino, proprio perché i nostri confini dai nostri confini arrivano persone che hanno percorso migliaia di chilometri e viaggiato per mesi a piedi. Lei li accoglie nella sua struttura? Sì, io in verità ho una struttura, una comunità per ragazzi come voi, dai 10 anni, il più piccolo, fino ai 18 non compiuti, a meno che il giudice non sposti per motivi gravi la maggiore età oltre i 18 anni. Io ho una struttura per ragazzi, non c'è scritto da nessuna parte, e per ragazze, e non c'è scritto da nessuna parte che accolgo i ragazzi italiani e rifiuto i ragazzi stranieri, non fa parte della mia mission. Ma io, oggi abbiamo 28 ragazzi italiani e stranieri, come vi dicevo, dai 10 anni, il più piccolo di Kabul, che frequenta una scuola elementare lì di Sutrio, fino ai più grandi. Asmat è uno dei più grandi, viene dal Pakistan e fra pochi mesi diventa maggiorenne, farà l'esame di terza media a giugno e poi andrà al suo destino, probabilmente per cercare un lavoro. Però io voglio approfittare di un'occasione del genere perché
mi fate tornare indietro di 40 anni, quando anch'io andavo al liceo come voi o a una scuola superiore. E mi chiedevo a cosa servisse la storia, la letteratura, perché mi facevano studiare Shakespeare, o perché dovevo studiare questa fantasia della guerra di Troia. Oggi ho la consapevolezza che tutto quello mi è servito per costruire il mio presente. Perché solo se studiate la storia sapete che Roma è stata fondata da un asiatico, perché Enea veniva da Troia. E quando leggete Shakespeare, nel Mercante di Venezia, ad esempio, no? E vi fermate un attimo sul monologo di Shylock, beh, lì c'è veramente tutto quello che discutiamo questa sera, si può risolvere in quello straordinario monologo di quel mercante ebreo che si rende di un'attualità straordinaria. Sono passati 500 anni, ma se io lo faccio ripetere a Bas, quel monologo, cambiando le parole ebreo con il suo colore della pelle, proviamo a vedere come suonerebbe. Bas, te la senti? Tu lo conosci in inglese, ma dovresti dirlo in italiano. Passate allora il microfono a Bas, per favore, grazie. Ma Grazie. riflettete su queste parole, del mercante in piedi, di Venezia, in piedi. o meglio del mercante ebreo di Venezia. Alzate in piedi per favore, solo per la regia. Grazie. Sì, funziona. Ha insultato il mio popolo, osteggiato i miei affari. Tieni il microfono più vicino. Raffreddato i miei amici, riscaldato i miei Microfono. per qual motivo sono un nero, ma un nero non ha occhi, non ha mani, un nero, membri, organi, senti, affezione, passione. Non si nutre dalla stessa cevi. Beh, bravo, sei stato bravissimo. Grazie. E siamo puntualissimi, io mi fermo un attimo, do la pubblicità e torniamo subito dopo. Aspetto anche i vostri messaggi, il numero lo leggete in sovraimpressione e intervenite. Grazie. Vedi male Telefriuli? Hai perso da poco il segnale? Contatta il numero 0432 1821 510. Solo per voi telespettatori di Telefriuli, gli specialisti di Antenna Top faranno un intervento di assistenza a domicilio a un prezzo agevolato. Domenica 26 febbraio, dalle ore 8 alle ore 20, a grande richiesta, ritorna a Palmanova in Piazza Grande il Mercato del Forte, un imperdibile appuntamento con il folklore, colore e qualità dei prodotti versigliesi, una boutique a cielo aperto dell'unico e originale mercato della Rotonda di Forte dei Marmi, domenica 26 febbraio in Piazza Grande a Palmanova. Tosmania di Coseano, il luogo giusto dove sentirti a casa, bere una buona birra artigianale, mangiare cibo semplice e gustoso del nostro territorio, preparato con passione sullo spiedo o dalla nostra cucina. Anche a pranzo con i menù fissi. Ci trovate in via dell'Industria 30 a Coseano. Chiuso il lunedì. Spendi bene, spendi il giusto all'Arredo Più di Gemona. Con la consulenza gratuita di un arredatore professionista direttamente a casa vostra. E in più, rilievo misure, supervalutazione e ritiro dei vostri vecchi mobili. Arredamenti made in Friuli, con misure, tessuti e colori a vostra scelta. La nostra falegnameria, da più di 40 anni, realizza i vostri sogni. Spendi bene, spendi il giusto. Chi vi dà di più? L'Arredo Più ci trovi a Gemona, all'emisfero di Monfalcone, al Tiare Shopping di Villesse e al Città Fiera di Udine. Domenica sempre aperto, orario continuato.
Albo Serramenti, da 40 anni, produce, commercializza e installa serramenti in alluminio, legno alluminio e PVC. Consulenze e progettazioni gratuite. Partner Internorm, concessionaria marchio Pirnar. Vi aspettiamo per scoprire la nostra promozione invernale, valida fino al 28 febbraio presso gli showroom di San Giorgio di Nogaro e Udine. Nel 1977 nasce a Cassacco, sulla statale Pontebana, il primo centro commerciale della regione. Oggi, dopo quasi 40 anni, il centro commerciale Julia Center offre ai suoi clienti 12 negozi di qualità per soddisfare al meglio le esigenze, con innumerevoli servizi ed eventi durante tutto l'anno. Il 2 marzo, apertura della nuova macelleria. La CISL Alto Friuli è accanto a te in ogni momento della tua vita. Un sistema completo e professionale di tutele e servizi vicino a casa tua per tutte le tue esigenze di lavoratore, pensionato e cittadino. Eccoci rientrati in studio. Eccoci rientrati in studio, oggi vi dicevo parliamo di immigrazione, aspetto i vostri interventi al 345 995 6897 tramite sms o whatsapp. Abbiamo lasciato la parola nella prima parte ai nostri ospiti, ci hanno raccontato appunto di un viaggio al contrario da Lignano verso la Siria e poi abbiamo sentito appunto un'interpretazione molto sentita di uno dei ragazzi nostri ospiti oggi che ti deve far riflettere su questo tema, insomma, sull'essere diverso, cercando anche di capire che cosa significa per chi arriva in Italia con un vissuto drammatico o comunque difficile alle spalle in un paese straniero dove anche parlare la stessa lingua ovviamente è difficile perché appunto non la si conosce. Tra il pubblico, appunto, tra i nostri ragazzi ci sono anche degli studenti, perché poi appunto si parla sempre di immigrazione, magari si pensa a queste storie drammatiche o comunque a dei vissuti particolarmente drammatici, però ci sono anche immigrazioni tra virgolette interne di ragazzi che magari appunto si sono integrati poi ma che vengono da paesi dell'Europa o comunque dell'est e via dicendo. Volevo dare la parola proprio a te, scusami, io so che il Elena, nome. buonasera a tutti. Ciao. Innanzitutto. Allora io vengo dalla Romania e sinceramente sono venuta qua per studiare, anche i miei si sono trasferiti qua in Italia e mi trovo molto bene perché comunque... Da quanti anni è che tu sei qui in Italia? 2 anni e mezzo. Comunque l'ambiente è molto accogliente, a parte alcune persone che sono sempre, tra tante parentesi, razzisti. Non voglio dire niente, però c'è sempre qualcosa da dire contro qualcuno che non è di quel paese, che è straniero comunque. Collegandomi prima al viaggio che avete fatto, penso sia un'esperienza bellissima perché avete vissuto in prima persona quello che le persone che fanno il viaggio dalla Siria all'Italia oppure ad altri paesi, cioè l'esperienza che hanno fatto loro, i bambini che sono morti in acqua senza aver fatto niente di male. Collegandomi anche a quello che ha detto prima il ragazzo, il fatto che i neri non hanno occhi, quello che ha detto prima, e questo è molto importante, c'è una cosa bellissima che ha detto, perché noi bianchi, tra parentesi dicendo sempre così, abbiamo occhi e tendiamo sempre ad essere molto ma molto razzisti verso le persone di colore oppure persone che vengono da altri paesi che non siano bianchi oppure che non siano dello stesso paese, e tendiamo sempre ad offendere e questo non è giusto perché alla fine siamo tutti uguali, cambia un colore oppure cambia una nazionalità, non cambia altro. C'era anche un'altra ragazza che voleva intervenire, se le passate il microfono, anche tu, se ti alzi in piedi gentilmente e dici il tuo nome così. Buonasera, mi chiamo Amna e sono del Cecconi. Volevo dire che secondo me non dobbiamo cadere nell'errore di credere a tutto ciò che sentiamo o leggiamo sui profughi e sugli immigrati, perché intanto non è vero che prendono 30 euro al giorno, come spesso si sente dire. Poi non è vero che sono loro il motivo della delinquenza in Italia, che si sente dire anche questo. Oppure che si rubano il lavoro, eccetera.
perché comunque noi dobbiamo cercare di cogliere anche i lati positivi, perché questo è un momento cioè la società è diventata una società multiculturale, quindi dobbiamo cercare di arricchirci personalmente, magari conoscendoli, e questo permetterà a noi appunto di anche migliorarci, imparare. Certo, grazie. Tu da quanto tempo stai... Sì, fate l'applauso, giusto? Sono nata a Udine, sì, sono nata in Italia, ok, però quindi... vado sempre nel mio paese, che è la Bosnia. Certo. Anche tu vuoi parlare? No? No, salutare. Ah, la sorella, bene. Certo. Possiamo leggere 3 righe senza dirvi l'autore e poi le commentiamo insieme? Ci vuole una pulizia di massa anche in Italia, una pulizia via per via, quartiere per quartiere, con le maniere forti se serve, perché ci sono interi pezzi d'Italia fuori controllo. Non vedo l'ora, una volta al governo, di controllare i confini come si faceva una volta con le navi della Marina Militare. Pulizia e pattugliamenti in mare. Allora, ci sono delle posizioni estreme ovviamente, la politica sappiamo che purtroppo a volte non dà il meglio di sé, e sicuramente queste posizioni estreme che trovano poi ampia eco sui media non aiutano a dare luogo a un dialogo costruttivo, e noi ovviamente vogliamo essere proprio un'eccezione, perché questi ragazzi qua che abbiamo in studio, che abbiamo la fortuna di avere qui in studio, anche nelle scorse puntate hanno affrontato un percorso, diciamo, casualmente poi questo percorso sembra essere delineato in maniera molto armoniosa. Abbiamo parlato di Europa l'ultima volta ed sono emersi questi discorsi legati all'integrazione, a un sentirsi europeo, fuori dentro un concetto astratto. Anche riferendomi ai discorsi, agli interventi delle 2 ragazze, hanno parlato di paura, hanno parlato di razzismo, di intolleranza. Molto spesso c'è paura, diffidenza, perché non si conosce o si conosce attraverso frasi del genere o pregiudizi del genere, una realtà di cui in realtà non si ha neanche lontanamente idea. Martino? Io vorrei intanto fare i complimenti ai ragazzi che hanno avuto questo viaggio, perché sinceramente credo che non avrei mai avuto neanche la forza di fare una cosa così estrema. Ma tornando un attimo alle parole che abbiamo appena sentito, devo dire che secondo me quello che è il discorso politico che si sta sviluppando in questi anni in Italia non è un discorso, non è neanche un dibattito, non è una ricerca di idee, non stiamo discutendo. Non ci sono 2 parti che discutono di idee, che cercano di trovare una soluzione a un problema parlando di fatti e di verità e cercando una nuova interpretazione. In realtà tutto questo secondo me è solo una scaramuccia politica, una ricerca di quello che si può avere tirando... Sono slogan questi. Sì, sono slogan, sono chi riesce a tirarla più grande e riesce quindi a catturare quello che è un senso di rabbia, di paura, di un'emozione di pancia della gente per tutta una serie di motivi correlati anche a un razzismo che in realtà è parte del tessuto Secondo sociale voi italiano. è un problema di razzismo nel vero senso della parola? Non è esattamente un problema di razzismo, è un problema quasi più perché io ho l'impressione che si dica razzismo perché è più una specie di, è più comodo definirlo così, di ignoranza, ma anche proprio di semplice difficoltà nel riuscire a comprendere quanto le persone che possono sembrarci così lontane, venire fuori a un altro mondo e quindi non possono comprenderci, non possono vivere qua, non ci possono capire, non siamo soltanto persone come noi, che invece la gente demonizza perché la politica legata all'identità è una delle più efficaci, anche una delle più semplici, è una delle più utili nel manipolare la gente, è una con le quali è più facile ottenere voti e ottenere sempre consenso, e anche con le quali è più difficile che la gente si metta in critica, perché se metto in critica la mia identità metto in critica me stesso, e questo è uno dei passaggi più difficili. Certo. Prego, scusa, stavo leggendo un messaggio. Nella nostra esperienza, appunto, come ha spiegato prima Tommaso, è partito tutto da quella che ci ostiniamo a chiamare politica. In realtà siamo comunque, le nostre comunità sono composte da persone che molto spesso non conoscono la realtà vera. E quindi anche da noi, quando sono arrivati questi ragazzi, questi 80 richiedenti asilo, sono scatenati giri di messaggi sul fatto che erano portatori di malattie, che facevano atti di delinquenza, tante cose. Dopo, quando abbiamo cominciato, ed erano visti malissimo comunque, perché ovviamente agli occhi delle persone non facevano niente tutto il giorno, bivaccavano nei parchi, e quando noi abbiamo
cominciato a coinvolgerli con le nostre attività di pulizia dell'arenile, eccetera, loro erano stracontenti perché erano gratificati dal fatto che si sentivano utili, no? Per la comunità che li stava accogliendo. Accolti, esatto. Ci hanno detto delle parole incredibili, perché comunque anche nella loro cultura l'ospitalità è un sentimento fortissimo. E dopo si è evoluto tutto il discorso, e per quanto riguarda la realtà, secondo me anche l'esperienza che hanno fatto Tommaso, Lillo e Paolo è stata proprio quella di andare... Cioè, è stata un'esperienza vera, perché loro hanno visto con i loro occhi, hanno documentato attraverso le immagini, attraverso il rotolo, cosa provavano quelle persone lì, cosa c'è dietro, perché comunque aiutando nei vari campi profughi, nella spiaggia di Lesbo, quando arrivavano i gommoni e tutto, si vede proprio chiaramente il meccanismo di queste grandissime migrazioni di massa e soprattutto anche dal rotolo traspaiono tutte le emozioni, no? I pensieri che affliggono queste persone lungo il viaggio, dandogli voce, in sostanza, a quei disegni. Vorrei andare a sollecitarvi una riflessione, no? Perché noi abbiamo sempre parlato di arrivi, no? Ma io che accolgo ragazzi piccoli, no? Perché sono arrivati ragazzi di 10, 11, 12 anni, insomma, basta 16 anni, ma chi pensa alla partenza invece? Cioè, quando un ragazzino di 10 anni come Anwar, che vive con noi in casa, è partito da Kabul, cioè la mamma e il papà, se ce li aveva, perché mi chiedo anche questo, l'hanno caricato su un camion, cosa ha provato questo ragazzino? Cosa hanno provato loro? Cosa ha provato Asmat? Cosa ha provato Bas quando è partito dal Gambia 8.000 chilometri più in giù verso un destino ignoto? Quando ha preso quella barca per attraversare il Mar Mediterraneo con tutti quei morti. Rischiando la vita, chiaro, cioè, questo dobbiamo... le partenze, nessuno riflette sulle partenze. La ragazza è intervenuta prima è qui con la famiglia, quindi in un certo modo, diciamo, è accudita, ma loro, tutti quei 400 e passa ragazzi stranieri che sono passati per Bosco di Museis, io mi sono chiesto, guardando in quegli occhi, ma cosa avete provato quando siete partiti da lì? Invece noi egoisti pensiamo solo all'arrivo, a quanto ci possono disturbare, perché siamo un popolo senza memoria, perché ci siamo dimenticati che noi nel 1917 siamo stati profughi per causa della guerra prima di loro. Mia nonna, tutta la mia famiglia friulana, è stata profuga in Sicilia, ha riparato perché la nostra terra, il Friuli, è stata invasa dagli austriaci. E nel 1943 sempre i miei genitori, compresa mia madre, sono scappati dalle province italiane di Gorizia perché c'era la guerra, l'esercito titino aveva invaso la provincia di Gorizia e loro sono stati profughi in Veneto e siamo stati emigranti. Tutta la storia dei friulani è fatta di emigranti, dai Kramars fino a oggi. I miei nonni sono stati in America, hanno cercato fortuna in Francia e in Germania. Cioè siamo stati emigranti molto prima di loro e adesso ci siamo dimenticati tutti l'aiuto che abbiamo ricevuto dopo il terremoto. Il Friuli è stato ricostruito sì dai friulani ma con l'aiuto di tutti gli altri, compresi i tedeschi, gli stranieri o tutti quelli che noi disprezziamo oggi. Quindi prima di tutto la memoria storica, ragazzi, quei libri di storia che sfogliate, ricordatevi, sono una cosa importante, costruiscono il vostro presente, non dovete buttarli via come se fosse una cosa che non conta. E questo vale anche per la letteratura. Un ultimo intervento. Un ultimo intervento veloce prima della pubblicità, ti passo la parola e poi... Io mi chiamo Giada, volevo riallacciarmi al discorso di prima sul fatto che molto probabilmente si usa la parola razzismo ma non si è del tutto consapevoli, perché secondo me quando si ha paura di qualcosa si tende a criticarla molto e quindi probabilmente molte persone vedono negli stranieri un qualcosa di diverso che loro non hanno mai visto e quindi tendono molto ad attaccarlo. Poi volevo riallacciarmi di nuovo al discorso sul fatto che noi critichiamo, cioè noi, gli italiani soprattutto, tendono molto a criticare gli stranieri ma non si ricordano che una volta eravamo noi ad andare in giro quando avevamo la guerra noi. Beh, anche adesso, ne abbiamo parlato la scorsa puntata, sì, insomma, no, mi pare che il futuro di tutti, è questa la cosa, il futuro di tutti è sì. in giro per il mondo, non è detto che... Cioè,
tra 10 anni chissà dove sarete tutti voi, poi per motivi di studio, perché siamo più fortunati, viviamo in una società che ci consente di fare questo, di viaggiare per studiare, però infatti sì, che si parla, secondo me si parla molto, si criticano molto gli immigrati, però nessuno torna a pensare come eravamo noi un tempo prima, cioè quando eravamo noi ad essere i primi ad essere immigrati. Esatto. Bene, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo subito dopo. La trasmissione più golosa del Friuli Venezia Giulia? Tutti con le mani in pasta, il martedì dalle 19:45. Seguiteci, i professionisti di Etica del Gusto vi illustreranno passo dopo passo le ricette più golose della pasticceria e più genuine della panetteria. Vi aspetto su Telefriuli. Da 50 anni il nostro impegno è quello di migliorare la salute delle persone. Noi della Casa di Cura Giovanni XXIII uniamo le migliori tecnologie alla grande professionalità dei nostri medici per prenderci cura di ogni paziente. Possiamo eseguire prestazioni sia convenzionate con il servizio sanitario, sia private. Casa di Cura Giovanni XXIII, innovazione al servizio delle persone. Visita giovanni23.it. Rifugio alpino Luigi Zacchi, dove vivere la magia del parco di Fusine. Sauna finlandese, pernottamento per 20 persone, cucina tipica locale per godere momenti di assoluto relax, immersi nella natura delle nostre montagne assieme ai tuoi cari e amici. Vivi un'esperienza unica. Rifugio Zacchi. Francesca Spangaro, giornalista e conduttrice. Da anni la domenica vive solo di calcio. Chiedetele cos'è un fuorigioco, ma non in quanto tempo cuoce un uovo sodo. Paolo Zoppolatti, chef, ristoratore e volto televisivo. Tecnica, creatività e conoscenza del territorio, i suoi punti di forza. Ora una nuova prova del fuoco lo aspetta. Trasformare Francesca in una food blogger di successo. Riuscirà il buon Paolo a farle abbandonare il microfono per il mestolo? C'è tempo fino ad agosto per saperlo. Intanto, acqua in bocca. Dal 24 febbraio al 1 marzo, evento magico sulle piste del Friuli con Wings and Magic Ski. Si parte da Tolmezzo il 24 febbraio sino al 1 marzo a Piancavallo in concomitanza della finale AMSI FVG. Eventi, laboratori didattici per i bimbi di tutte le età e non solo. In Friuli Venezia Giulia sino ai 10 anni si scia gratis. Apro leggendovi un messaggio perché a me è piaciuto molto. La non accoglienza è una delle più grandi forme di ignoranza. Questo ce lo scrive una persona che non si è firmata, un nostro ascoltatore, e direi che spiega bene uno dei concetti che abbiamo toccato nelle prime parti. A te la parola, ci sono degli interventi, quindi facciamo parlare i ragazzi. Io volevo ricollegarmi alla domanda di prima. La ragazza ha risposto che la paura di questo diverso deriva dal razzismo, ma in realtà il razzismo forse è la conseguenza. La causa che sta alla base del razzismo, secondo me, è il cercare un capro espiatorio per le nostre colpe alla fine. Magari colpe che l'Italia stessa ha per una cattiva politica, per una cattiva amministrazione del proprio Stato. Dà la colpa allo straniero perché è più debole, è più vulnerabile. Diciamo che però è un fenomeno che, sì vabbè, noi siamo in Italia e parliamo ovviamente dell'Italia, è un fenomeno purtroppo diffuso la colpa a livello è mondiale. degli stranieri. Non ci sono posti di lavoro, la colpa è degli stranieri che vengono a rubare lavoro. Non si pensa che magari la delinquenza c'è perché magari ci sono cattive politiche riguardo alla sicurezza, non c'è lavoro perché c'è una cattiva politica economica di base. E quindi si tende a dare la colpa a quello che è diverso, e anche i media, magari come l'articolo che ha letto prima l'ospite, tendono a fomentare, diciamo, le folle, Beh, quello era un virgolettato, un po' più di un media, è un politico che lo dice, purtroppo. Esatto, le ideologie del Novecento, magari mi viene da pensare a un Mussolini, a un Hitler, che fomentavano queste masse, D'Annunzio, che ne so, durante il periodo del Maggio radioso, che fomentava queste folle, non le faceva Vede ragionare. che la storia, chi la sa poi la sa interpretare, sì, no? Abbiamo parlato anche di questo. Cercavano appunto di
fomentare queste folle senza farle ragionare, lanciavano slogan come quelli dei quali abbiamo parlato prima, solo per caricare di odio le persone e di idee come quelle che ha letto appunto prima l'ospite. E la cosa sta funzionando, cioè sta prendendo piede in Italia, ed è questo che dovrebbe spaventarci, perché a me viene da pensare a mia mamma che quando viene l'ospite a casa mi dice no, l'ospite è sacro, allora tira fuori le coperte più calde, gli dai il letto più comodo, tira fuori il servizio di piatti più bello. Quindi in Italia queste idee di base dell'accoglienza ce l'abbiamo, ma ora stanno venendo oscurate da quest'odio che sta prendendo il sopravvento a causa di qualcuno che sta cercando di inculcarcelo per nascondere le proprie colpe. Le parole che io, studiando, preparando la puntata, tra i sentimenti o le parole che ricorrono spesso negli articoli che si trovano e che parlano di immigrazione sono paura, ostilità, diffidenza, sospetto, pregiudizio, minacce all'identità nazionale. Questo è chiaramente il tenore. Se naturalmente c'è anche chi parla di accoglienza, di solidarietà, non dobbiamo generalizzare chiaramente, se questi sono i termini con cui parliamo di migrazione o comunque con cui giudichiamo l'accoglienza, è chiaro che forse anche da parte di chi poi viene etichettato come razzista c'è forse, secondo me, un fondo di ignoranza, impreparazione, e quindi si reagisce avendo paura e comportandosi e facendo appunto discorsi non troppo edificanti. Prego. Buonasera, ciao. Io sono Marco, sono sempre del Cecconi e a me la cosa che fa da una parte ridere e dall'altra mi mette amarezza è il fatto che nel 2017 ancora parliamo di un termine di razzismo, parliamo ancora di questo termine che in realtà non fa più parte di una cultura, non fa più parte della nostra cultura, anche se comunque in una piccola minoranza c'è ancora gente che crede in queste cose. Ma la cosa che più mette, diciamo, fa rimanere senza parole è il fatto che la gente si conformi a questa ideologia guardando solamente quello che è il presente, senza pensare a quello che abbiamo fatto noi stessi a partire dalla seconda metà dell'Ottocento fino alla prima metà del Novecento. L'Italia è stata stessa vittima di un'emigrazione nelle Americhe e quando arrivavamo in America gli italiani erano considerati come noi oggi consideriamo, noi in generale, consideriamo quelli che sono gli immigrati che arrivano in Italia. Quindi il problema non sta nel fatto che sia qualcosa a livello culturale dell'Italia, né a livello culturale nell'Europa come in nessun'altra nazione del mondo, ma il problema secondo me sta nel fatto che l'Europa non è pronta ad affrontare questa forte immigrazione, sia dal punto di vista morale, perché molte persone ancora vedono questa cosa negativa, sia per il fatto che l'Europa non è ancora uscita definitivamente dalla forte crisi che c'è stata anche dopo le grandi guerre. Quindi l'Europa deve ancora riorganizzarsi anche per poter far fronte a questi problemi, che sono problemi che noi stessi abbiamo causato, perché l'Europa con il colonialismo ha creato dei danni irreparabili in questi stati che ora, giustamente, che cosa fanno? Si riversano verso di noi. Noi siamo andati là e abbiamo distrutto tutto, abbiamo distrutto case, abbiamo distrutto famiglie, abbiamo distrutto popolazioni. L'Africa quando è stata divisa a tavolino con un righello, cioè non è che è stata divisa in base a qua c'è questa popolazione, non dividiamo le nazioni che già ci sono, siamo andati lì, abbiamo diviso fregandocene di quello che poi sarebbero state le conseguenze. Quindi parlare di immigrati che vengono in Italia, che vengono in Europa e rovinano quello che è la nostra calma, la nostra organizzazione, questo è semplicemente conseguenza di quello che noi abbiamo già fatto. Quindi la cosa principale sarebbe quella di riflettere sul nostro passato e su quello che noi abbiamo fatto e su quello che eravamo e guardare queste persone non da fuori ma mettersi nei loro panni dicendo questa situazione l'abbiamo già affrontata anche noi e non secoli e secoli fa. Si parla già ancora della seconda guerra mondiale, quando io in famiglia ho esempi tipo mia madre con la sua famiglia sono partiti dalla Svizzera venuti in Italia perché c'era una forte crisi. Bene, abbiamo parlato anche la scorsa settimana che c'erano delle storie di famiglia, di esuli, insomma la seconda guerra mondiale ha sicuramente anche sono realtà non così lontane, insomma sicuramente tra di voi c'è qualcuno che ha i nonni o le famiglie appunto che hanno vissuto come abbiamo sentito. Nel 2016 gli esodati, quelli che sono andati fuori, i giovani italiani che sono usciti dall'Italia sono stati di pari numero a quelli entrati. Certo. Quindi il problema non sta
Sì, però era il discorso di lontano prima. della serie, no? L'italiano che va fuori, si parla di fuga di cervelli, Certo. sicuramente perché magari qui il lavoro non si trova, si cerca altrove, però comunque non si ha la percezione da italiani che ci si sposta all'estero di essere ovviamente poi, non penso passi neanche per l'anticamera del cervello, pensare di arrivare in un paese europeo e di essere trattati o comunque esclusi e non inseriti, perché comunque c'è una comunità di italiani, anche se tu vai in un paese, in Islanda, probabilmente c'è un Fogolar Furlan anche lì, per dire, quindi ti muovi in tra virgolette protetto, o comunque accorgere una comunità. Invece i ragazzi che avete conosciuto voi sono arrivati senza nessuno, come dice Garibaldi, non sappiamo la separazione, il dramma della separazione di un bambino di 10 anni dalla famiglia, quindi insomma hanno vissuto sicuramente tosto. Tu parleresti? Che ti vedevo accolorato, no? Allora passiamo dietro il microfono al ragazzo che viene dal Pakistan, Garibaldi, io non mi ricordo il nome, scusami. Ashmat. Buonasera a tutti. Ciao. Raccontaci la tua storia, visto che tu hai percorso poi alla fine, insomma, parte della rotta. Io mi chiamo Ashmat, vengo dal Pakistan e io sono fra mesi maggiorenni, adesso minorenni. Io ho partito da Pakistan nel 2015 e sono a casa mia, ho un problema con mio zio. Ho già visto che io ero 10 anni che ho rotto le mie braccia, ho fatto un casino. Io non voglio ricordare questa mia storia, che tipo così, basta così. Una storia molto dolorosa, quindi. Sì, come vedete sono storie difficili e immagino che ci siano poi anche delle... Questi ragazzi voi li seguite anche con un supporto psicologico, sono sostenuti, insomma? Sì, anche perché la maggior parte degli ospiti italiani ovviamente viene da situazioni, come potete immaginare, di gravi disastri personali o familiari, e quindi abbiamo una psicoterapeuta che sale settimanalmente a incontrare loro e anche i ragazzi traumatizzati che vengono da altri paesi. Un ragazzo che ha compiuto 18 anni il 18 di febbraio, ad esempio, attraversando il deserto del Mali dalla Nigeria dove veniva, visto che portava una croce, era cattolico, è cattolico al collo insieme col fratello, è stato attaccato da una banda di Boko Haram, sono musulmani integralisti, hanno ammazzato il fratello e lui l'hanno fracassato nel vero senso di parola, l'hanno lasciato mezzo morto lì nel deserto, poi una carovana l'ha rialzato e l'ha accompagnato fino in Libia, ma è arrivato in Italia con l'avambraccio completamente lussato dal gomito, oltre che varie fratture al braccio, alle costole, eccetera, no? Quindi chiaramente è un ragazzo che andava seguito perché ha sopportato dei traumi non facilmente immaginabili nella nostra società, dove il benessere, la giustizia, no? La certezza della legge, insomma, non permettono queste cose. E poi ovviamente c'è una psicologa, degli educatori che rappresentano, diciamo, tutto lo sforzo che facciamo perché questi ragazzi riescano a integrarsi nel migliore modo possibile. Però avete visto, no? Se avete seguito i giornali o la televisione di questi giorni, solo il fatto di aver portato un gruppo di loro a sciare ha scatenato la fine del mondo. Come se quei 28 euro che ho speso di tasca mia per fargli fare un corso di sci di fondo lo sapete com'è, no? Non è, cioè, probabilmente qualcuno a Bruxelles o a Roma immagina lo sci, no? Firmato di Cortina, questi che scendono col Moncler, no? Sci di fondo è spingere di gambe, di racchette, quindi 28 euro per un corso di 6 lezioni. Ecco, questi con anche poca neve, che sono stati sfortunati, sì, però voglio dire, scatenato la fine del mondo per un corso di sci. Quindi... Che in realtà sono appunto delle attività semplicemente di integrazione. Sì, noi facciamo ragazzi... di tutto per farli sentire a proprio agio e perché naturalmente imparino non solo lo sci ma anche le regole, loro fanno un corso di friulano, loro parlano anche friulano, facciamo un corso di educazione civica, cucina, un corso di computer. Anche perché poi torneremo tutto magari prima di insomma, chiudere per anche spiegare appunto questi ragazzi fanno un percorso formativo perché poi appunto 2 di loro adesso stanno per compiere 18 anni e seguiranno un percorso di inserimento lavorativo esattamente come avevamo parlato anche con voi eccetera. Vi leggo un messaggio
i nostri immigrati che hanno dovuto espatriare dovevano essere in regola con i documenti e non erano clandestini e neanche mantenuti, dovevano lavorare se volevano mangiare. Giusto per ricollegarmi ad alcuni interventi che erano stati fatti. Un altro intervento, si parla di razzismo contro gli stranieri quando tra italiani è la stessa cosa, è l'ideologia che è sbagliata, il credersi superiori deteriora la società. Prima di andare in pubblicità velocemente, Elena, tu volevi dire qualcosa? Ah, scusa, parli dopo, sì, scusami, non avevo... Allora, io volevo dire, stasera noi abbiamo presenti solo 2 storie dei ragazzi che vengono qua, a cui succedono delle cose bruttissime, cioè dei traumi per loro, però ci sono altrettante storie che succedono nel mare, bambini senza nessuna colpa che muoiono, per colpa di chi? Per colpa nostra, perché non sappiamo accoglierli e che comunque non abbiamo un minimo di cuore, per dire così. Comunque ci sono poche persone che tendono ad aiutarli, le altre pensano solo male. No, io penso che, ovviamente non posso darti numeri e dati alla mano, credo che ci siano tante persone che aiutano e oggi qui ne abbiamo 3. Sì, esatto, però... E penso che purtroppo facciano molto spesso più notizia quelli che non aiutano, perché è più facile con proclami del genere trovare visibilità. Molti magari agiscono nel silenzio e lo testimoniano anche gli oltre 400 ragazzi che sono passati nel corso degli anni, ad esempio in una comunità come quella di Garibaldi. Sì, ma non tanti... Ti fermo solo un attimo per la pubblicità, poi riprendiamo da qua e riprendiamo a parlare del tema. Pubblicità. Le stagioni passano, la qualità Caramel è per sempre. Oggi con la super promozione famiglia. Per gli under 35 che mettono su casa, 50% di incentivo statale più sconto Caramel del 40%. Per i giovani genitori con figli fino ai 10 anni, 50% di incentivo statale più sconto Caramel sulle camerette del 28%. Per gli over, 50% di incentivo statale più sconto Caramel su tutti i divani del 25%. Tra le tante offerte trovi tavolo Firenze in rovere cantabrico 1.290 euro, libreria birmana in rovere selvatico 1.890 euro, gruppo camera artigianale Mirror in rovere 2.490 euro, credenza in rovere sbrecciato 1.490 euro, porta TV rovere ferrovia 1.390 euro. Mobili Caramel, mai così conveniente, con la super promozione famiglia nelle sedi di Meole e Palmanova e a Noventa di Piave chiude e sconta tutto fino al 70%. Zanatta Vetro a Montebelluna è il numero 1 nel vetro. Siamo costruttori di scale in vetro e in acciaio. Ristrutturiamo i tuoi infissi. Fabbrichiamo cappottine in vetro e acciaio. Per la tua casa pompeiana in legno ed acciaio, complete di struttura e vetro di sicurezza antisolare. Tutto chiavi in mano, tutto su misura e con garanzia Zanatta. Scegliete Zanatta Vetro a Montebelluna da più di 40 anni. Tosmania di Coseano, il luogo giusto dove sentirti a casa, bere una buona birra artigianale, mangiare cibo semplice e gustoso del nostro territorio, preparato con passione sullo spiedo o dalla nostra cucina. Anche a pranzo con i menù fissi. Ci trovate in via dell'Industria 30 a Coseano. Chiuso il lunedì. Quello che conta è fare solamente il meglio. Iuri Giulia, pulizie professionali dal 1992. Un gruppo di professionisti preparati per ogni esigenza. Servizi di pulizie per privati, condomini, uffici, aziende, strutture sanitarie, alberghi, fabbriche e grandi superfici. Siete più sicuri con Giulia Iuri. Sereni Orizzonti, residenze per anziani, in Italia. 6 nuove residenze in consegna tra fine 2017 e inizio 2018. 7 nuove realizzazioni in programmazione nel 2019. L'orgoglio di costruire la serenità dei nostri ospiti. Sereni Orizzonti. Orientarsi nel mercato immobiliare spesso può essere difficile. Ci vorrebbe una guida a cui affidarsi, qualcuno che ti accompagni dritto alla meta. Noi di Cuore Immobiliare siamo il punto di riferimento giusto per te che vendi, affitti o cerchi casa. Perché Cuore è più di una semplice agenzia immobiliare. È
una rete di consulenti che condividono risorse ed esperienze per aiutarti a trovare la soluzione giusta nel minor tempo possibile. Cerchi un posto tranquillo, magari dove convivere con il tuo amico a quattro zampe. Oppure vuoi un ufficio nel cuore della città. Nessun problema. Noi agenti Cuore siamo professionisti specializzati, pronti a rispondere a qualsiasi tua esigenza. Con la nostra rete marketing siamo presenti su tutti i canali di comunicazione e così la tua casa, per vendere, affittare o acquistare velocemente e in perfetta serenità. Perché 30 anni di esperienza sono un patrimonio che non si improvvisa, perché per noi la casa è una questione di cuore. Cuore Immobiliare. Spendi bene, spendi il giusto, all'Arredo Più di Gemona. Con la consulenza gratuita di un arredatore professionista direttamente a casa vostra. E in più, rilievo misure, supervalutazione e ritiro dei vostri vecchi mobili. Arredamenti made in Friuli, con misure, tessuti e colori a vostra scelta. La nostra falegnameria, da più di 40 anni, realizza i vostri sogni. Spendi bene, spendi il giusto. Chi vi dà di più? L'Arredo Più ci trovi a Gemona, all'emisfero di Monfalcone, al Tiare Shopping di Villesse e al Città Fiera di Udine. Domenica sempre aperto. Orario continuato. Allora, rientriamo in studio, parlavamo di immigrazione, si scaldano gli animi, tanti gli interventi, faccio parlare i ragazzi, poi insomma vi confrontate. Prego tu. Vorrei finire quello che dicevo prima dicendo anche del fatto del lavoro, che se tanti italiani accetterebbero dei lavori anche, non so, pulire la strada, e siccome questi lavori loro pensano siano dei lavori in cui loro vengono sminuiti e quindi non vanno a farli, però comunque tu invece che stare disoccupato a casa e lamentarti che uno emigrato ti prenda il lavoro, cioè non puoi, perché sei comunque nel torto, mi dispiace. Leila? Allora, io sono Leila e volevo... Alzati in piedi, che così... Volevo dire che io penso che qua tutti siamo d'accordo che sbagliamo a essere razzisti contro gli immigrati che ci sono oggi, però comunque io penso che loro non aiutano, perché non rispettano le regole e perché fanno delle cose che comunque con le ragazzine soprattutto non vanno tanto bene. Noi siamo costretti, noi ragazze, a non girare da quelle parti o non andare là a fare robe del genere perché comunque abbiamo paura nel nostro paese, quindi io penso che sia un problema anche loro comunque, no? Basta. Guarda, io ho una bellissima figlia di 15 anni. No, io accetto, però ho una bellissima figlia di 15 anni. Mi dispiace che non è qua stasera, non è mai stata disturbata. Invece voglio andare da Elena, che giustamente mi permette di ricordare che ci sono 10.000 badanti in Friuli e vi assicuro che sono rumene, ucraine, polacche. Non mi risulta che fra le 10.000 badanti che assistono ai nostri anziani nelle nostre case ci sia qualche ragazza italiana. Quindi quelli che vogliono mandare via tutti gli stranieri si dovrebbero ricordare che se domani sparissero tutti gli stranieri dal Friuli, ad esempio, i cantieri edili si bloccherebbero, le nostre famiglie sarebbero disperate. Noi in casa di riposo a Paluzza dobbiamo ricorrere a manodopera straniera perché gli italiani non vogliono andare più nelle campagne a lavare i culi ai nonni, ai nostri nonni, e a fare i lavori pesanti come in fonderia oppure nei cantieri edili. Bisogna prendere atto. Poi scaldano ripeto, un po' gli animi. questo luogo comune che i miei ragazzi qua, io ho avuto 400 ragazzi a Museis, anzi più di 400 ragazzi. Vivo con le mie figlie, una di 10 anni, l'altra di 15, per non parlare quella di 29, eccetera, non sono mai state disturbate. No. Si tratta semplicemente di... No, certo, cioè si tratta di dare delle regole. Uno che mi risulta che moltissimi mariti italiani ammazzano le mogli, sono tutti i giorni sui giornali, però non creano lo stesso scandalo che il ragazzo afgano che ha palpato il culo a una ragazza triestina, insomma. Quindi... Chi vuole intervenire?
Nicolas, ecco. Vai. Ciao, sono Nicolas. Vabbè, ok. Io a riguardo sono tra due fuochi, perché io ho un'idea un po', cioè sono un po' d'accordo con lei e un po' d'accordo anche con lei. Allora, per quanto riguarda il viaggio che fanno appunto gli immigrati per venire fin qua, a mio parere è assurdo, perché comunque sono mesi e anche anni che vanno con i barconi, oppure ad esempio camminano. Si sa anche a scuola nostra è venuto un emigrato a parlarci che ha fatto un lungo viaggio a piedi nel deserto, quindi ci ha messo tipo 6 mesi, quindi è anche poco. Però comunque la fatica che c'è dietro per venire qua e per scappare comunque da una situazione, ad esempio, di guerra, non è da poco, perché comunque se noi fossimo scusate, attaccati, non so, da qualcuno, non penso che noi saremmo in Friuli, ad esempio. Scapperemo e andremo, non so, da qualche altra parte. Quindi è giusto accettarli, però, come diceva anche lei, sono d'accordo sul fatto che purtroppo loro, non avendo comunque soldi, non avendo comunque una base lavorativa e comunque anche finanziaria, non arrivano comunque magari a pagare i pasti semplicemente. E quindi anche magari fanno attività che non sarebbero, diciamo, legali, come ad esempio lo spaccio. Si sa che maggior parte, purtroppo a malincuore, maggior parte delle persone che spacciano sono extracomunitari. Io non ho niente contro gli extracomunitari, però sta cosa è, diciamo, un po' una pecca, quindi io non do né la colpa a loro e né agli italiani, però sì, soprattutto, anzi, alla democrazia italiana sicuro, però diciamo che sono molto d'accordo sul fatto che gli immigrati fanno lavori che noi non faremo mai, perché cosa? Gli italiani non vogliono sporcarsi le mani con il fango, oppure vogliono fare gli operai perché si sentono, diciamo, più altezzosi a confronto agli immigrati, e sta cosa sono pienamente d'accordo. Diciamo che è un tema sicuramente difficile, anche perché non è che ci possono essere delle interpretazioni univoche. Delinquono gli italiani, i friulani, come i rumeni, pakistani, albanesi, statunitensi. Non ne farei neanche una questione di razza. È chiaro, ci sono delle problematiche, l'accoglienza, che è poi la strategia, insomma, che anche la nostra regione a livello politico ha deciso di percorrere. Naturalmente è una strada piena di... Male, dai, ha ragione, è gestita male. Non Però è facile se uno gestirlo. commette dei reati, io sono il primo a dire un calcio nel culo e lo rimandiamo nel suo paese. Questo no, assolutamente. Guarda che sono il primo, ho sempre difeso, denunciato tutte le situazioni di disagio. Certo. Un ragazzo straniero o una ragazza straniera che commette un reato in Italia se ne torna nel suo paese, questo d'accordo. Ma se l'accoglienza è gestita male, perché devono versare fiumi di fango su di me? A Roma questi signori che sono strastipendiati dovrebbero, visto che si guadagnano uno stipendio più che degno, affrontare un problema che non è più un'emergenza, perché l'immigrazione è qualcosa che interessa il mondo intero, ma da anni però. Stiamo parlando di flussi di milioni di persone. È impossibile che questa gente a Roma non abbia fatto un programma a lungo termine su cosa si deve fare. E poi, se un immigrato costa 40 euro, 70 euro al giorno, è inutile darla addosso a chi li ospita, perché sarebbe come dire che un letto d'ospedale che costa 600 euro al giorno, ragazzi, la colpa è dell'infermiere, del medico, oppure il secondino perché il posto in carcere costa 170 euro al giorno. L'accoglienza è obiettivamente gestita male. Guarda, io che la vivo dal dentro lo dico, però la colpa non è nostra e non si può scaricare su questi poveri disgraziati che cercano un angolo di pace e di fortuna. Cioè io ho visitato la Romania di Ceausescu, pensa tu, ci ho messo un'ora e mezza a entrare dentro, per andare a Costanza sul Mar Nero ci ho messo 3 giorni. Io capisco che i rumeni scappavano dalla Romania per venire in Italia, cavolo, sarei scappato anch'io, anche nel dopo Ceausescu è stato ancora peggio di Ceausescu. Quindi, insomma, chi di voi se fosse nella miseria non cercherebbe il benessere, come hanno fatto loro? Però la politica pace. sicuramente non dà delle risposte, però con i ragazzi abbiamo anche toccato dei temi che invece sono più culturali, a mio avviso, o no? Secondo Indubbiamente, voi? ma la cultura è il cardine di tutto, perché... Cioè lei ha fatto proprio riferimento alla memoria e quella va oltre la politica. Vi dico, a scuola non perdete del tempo, ragazzi, credetemi, col senno del poi verrete dalla mia naturalmente. Oggi vi fate un sacco di domande sull'utilità, sulla convenienza, su cosa serve, applicatevi, usate bene quel tempo perché vi dà veramente le basi per giudicare il presente, cioè il vostro futuro dipende da quello che state studiando oggi. Sembra impossibile, no? Ma è così. Davide, prego. Allora, uno dei modi col quale stiamo veicolando l'esperienza di Tommaso, Lillo e Paolo
è quello di andare nelle scuole a parlare, raccontare del loro viaggio. Che reazioni hanno questi ragazzi? Come? I ragazzi cosa vi adesso dicono? ti racconto. Praticamente di solito la strategia è questa, facciamo una breve introduzione su di noi e dopo li facciamo scrivere un bigliettino con la prima parola che gli viene in mente se gli diciamo migrazione. Dopo ritiriamo i bigliettini, facciamo vedere i video che vedete anche adesso voi in sottofondo e poi cominciamo a parlare per il tempo che abbiamo a disposizione della loro esperienza. Al termine delle 2 ore che abbiamo a disposizione li facciamo scrivere un altro biglietto, sempre con la prima parola che gli viene in mente, con la parola migrazione. Beh, la prima volta era stato sconvolgente perché all'inizio erano metà parole positive, nel senso speranza, o comunque lavoro, amore, famiglia, eccetera, e metà parole, metà bigliettini che erano super... Luoghi comuni, invasione, certo. E dopo invece al termine, quando si è ripetuto questo gioco, le opinioni erano cambiate, perché comunque i ragazzi di oggi sono inseriti in un contesto multiculturale col quale si confrontano quotidianamente con i loro compagni di classe, ascoltano le loro esperienze, si informano attraverso i media convenzionali, ma anche quelli un po' meno convenzionali, come potrebbe essere la nostra pagina Facebook o determinati attivisti che fanno ricerca sul campo concreta, e non è difficile fare determinati ragionamenti. Colgo l'occasione anche per promuovere un festival che abbiamo organizzato a Lignano, appunto il progetto nostro si chiama Migrart, avevo qua il volantino, ecco, grazie. Dal 3 al 19 marzo a Lignano, sì, a Lignano. Una serie di eventi, di una appuntamenti. Serie di eventi, l'apertura è uno spettacolo multidisciplinare in cui sarà musica, pittura e danza, che racconterà una classica epopea migratoria. Dopodiché dal 5 ci sarà l'apertura di una mostra, reportage del loro viaggio a Terrazza Mare, durerà fino al 19 marzo. Nel mezzo molte attività teatrali, proiezioni, documentari. Se volete Come ha informarvi... ricordato Davide, c'è appunto la pagina Facebook in cui trovate tutte le informazioni. Anche su mentilibere.org, sul sito. Ripeti il sito che... mentilibere.org. Non volevo averti parlato sopra. Ci fermiamo per la pubblicità, poi torniamo con gli ultimi interventi e l'ultima parte della trasmissione. Benstare, il programma dedicato al vostro benessere psicofisico. Ogni martedì su Telefriuli alle 17:45, in replica il sabato alle 20. Durante la trasmissione potrete chiamare in diretta allo 0432 57 3517. Uno specialista saprà rispondere alle vostre curiosità e domande. Benstare, il vostro benessere è il nostro obiettivo. Avete infissi vecchi, non buttateli, non ci sono le guarnizioni, non c'è la vetrocamera, il freddo entra da tutte le parti, ma c'è la soluzione. Restaurarli di qualsiasi età e condizione, vi assicuriamo altri 50 anni di vita e con la garanzia Zanatta. Guarnizioni a tenuta stagna, vetro isolante a doppia sicurezza, camera con gas e vetro energy, zanzariere e isolamento cassonetti, e tutto in giornata. Non buttare i tuoi infissi, restaurali con Zanatta. Zanatta Vetro e Falegnameria Zanatta da più di 40 anni a Montebelluna. Immergetevi nelle calde acque termali di Continental Terme Hotel ad Abano Montegrotto Terme e Padova. 5 piscine, centro termale interno per la fangoterapia, convenzionato ASL. Rituali di bellezza presso Beauty Farm da Madama e attimi di benessere presso Spa Talasso e la nuova Spa a Picco sull'Acqua. Pensione completa a partire da €81. Telefono 049 79 35 22. www.continentaltermehotel.it.
Spendi bene, spendi il giusto all'Arredo Più di Gemona. Con la consulenza gratuita di un arredatore professionista direttamente a casa vostra. E in più, rilievo misure, supervalutazione e ritiro dei vostri vecchi mobili. Arredamenti made in Friuli, con misure, tessuti e colori a vostra scelta. La nostra falegnameria, da più di 40 anni, realizza i vostri sogni. Spendi bene, spendi il giusto. Chi vi dà di più? L'Arredo Più ci trovi a Gemona, all'emisfero di Monfalcone, al Tiare Shopping di Villesse e al Città Fiera di Udine. Domenica sempre aperto, orario continuato. Francesca Spangaro, giornalista e conduttrice. Da anni la domenica vive solo di calcio. Chiedetele cos'è un fuorigioco, ma non in quanto tempo cuoce un uovo sodo. Paolo Zoppolatti, chef, ristoratore e volto televisivo. Tecnica, creatività e conoscenza del territorio, i suoi punti di forza. Ora una nuova prova del fuoco lo aspetta: trasformare Francesca in una food blogger di successo. Riuscirà il buon Paolo a farle abbandonare il microfono per il mestolo? C'è tempo fino ad agosto per saperlo. Intanto, acqua in bocca. Ultima parte di Effetto Friuli Giovani, tantissimi interventi, dovremo andare velocissimi, partiamo con Martino. In questo momento abbiamo fatto un po' di confusione, stiamo mescolando un po' di termini, stiamo utilizzando in modo improprio il termine immigrazione, perché qua stiamo parlando di immigrazione, di rifugiati e di persone che hanno un permesso di soggiorno, e mi dispiace ma non sono la stessa cosa. I rifugiati hanno dei diritti profondi molto importanti che sono nella Costituzione, nel patto del 54 dell'AIA, sono nella Costituzione europea, e loro sono difesi, hanno dei diritti e loro devono essere protetti. Gli immigrati col permesso di soggiorno, come ad esempio, non lo so, le persone che vengono dall'Ucraina, le persone che in media vengono dalla Romania, di cui abbiamo parlato, che fanno il lavoro in Italia, hanno i diritti di un cittadino italiano in quanto hanno un certo permesso di soggiorno, ma ad esempio chi viene da dei paesi solo perché ha ricerca di occasioni economiche, mi dispiace, ma se non segue l'iter legislativo non possiamo fargli saltare la fila, anche se hanno fatto un viaggio molto tortuoso. Mi dispiace, ma io non ritengo di poter fargli saltare la fila, se no chi ha il permesso di soggiorno ha fatto fatica per nulla. Ma allora chi arriva viene identificato. Aspetta. L'asilo politico è Martino, una distinzione che... Dobbiamo passare il microfono, se no non ti sentiamo. No. No. Dai, l'asilo politico è una condizione nella quale si viene protetti in quanto si è persone che si è parte di una comunità che è in pericolo nel stato dal quale si parte, ad esempio, non so, omosessuali in buona parte del Medio Oriente o donne in buona parte del Medio Oriente. Martino, passami... No, è vero, no, giusto. Martino, vuoi passare il microfono? No, aiuto. Okay. Incidenti di percorso. Allora, vai, fermiamo prego. il momento di confusione. Io volevo rispondere alla ragazza di prima. Semplicemente lei aveva accusato gli stranieri, diciamo, di essere la gran parte delle persone che magari allungano le mani sulle ragazze e cose del genere. Io frequento il liceo al Malignani di Udine, che si sa essere una scuola prettamente maschile, e il culo me lo sento toccare, non dico ogni giorno, ma più o meno è una cosa che succede spessissimo nella mia scuola, e la maggior parte sono italiani. Frequento la Mesi, la zona della stazione, che a Udine si dicono essere quella peggiore, una tra le diciamo più pericolose, vogliamo mettere, per le ragazze. Non mi è mai successo niente, anzi ti dirò di più, frequento scuola Guidala, sembra una cagata, posso dirlo? Sì, lo dico. Stasera qua ci censurano, ragazzi. Agli attraversamenti pedonali ci sono, magari deve attraversare qualche straniero, qualcosa, mi ringraziava prima che io la lasciassi attraversare, perché sentono come se le cose non gli fossero dovute, ti ringraziano per qualsiasi cosa. Gli italiani passano con un'arroganza che ti passano dritti, si farebbero mettere sotto pur di non ringraziarti per qualcosa. Di qua al microfono, ovviamente le generalizzazioni, come vedete, nel bene e nel male, non... Prego. Beh, allora innanzitutto... Alzati in piedi e di il tuo nome, così ti... No, sono io. Allora, chi non ha il microfono non può parlare, ma non perché sono una dittatrice, perché non vi sentono a casa. Il brusio lo sentono invece, e lo sento anch'io, e disturba non solo me, ma anche a casa, e non si capisce nulla. Quindi uno alla volta, grazie. Allora, io mi chiamo Martina, vengo dall'Istituto Cecconi
E vabbè, comunque ci tenevo a dire che sei stata fortunata perché non ti sei trovata in certi casi, perché finché ti toccano il fondoschiena a scuola è un conto, ma se ti trovi da sola, metti caso, torni da un viaggio, ti trovi in stazione da sola, alle 10 di sera, voglio vedere se non prendi paura. Buon per te che ti è andata bene allora. O microfono buon per te o che ti è non andata parlate. bene. Quindi sì, mi ricollego anche al fatto che comunque in Italia le cose non funzionano, è un dato di fatto, perché basta andare all'estero, puoi girare tranquillamente alle 10 di sera di strada che nessuno ti importuna. Qua te lo puoi sognare e rischi anche di non tornare a ragazzi, casa. le generalizzazioni non No, portano da assolutamente nessuna no, parte, infatti perché non volevo è dire- vero che all'estero non succede niente, non è vero che tutti i assolutamente. migranti si fermano, quelli no. No, Cioè, no. se a voi questo gioco non, cioè, se voi anche nelle altre puntate avete sempre, vi siete sempre espressi contro queste generalizzazioni, contro quello che sembra essere poi una colpa del mondo degli adulti, di generalizzare, di strumentalizzare tutto. Non cadete nello stesso gioco. No. Ecco, perché Infatti- questo è importante, perché vi fa veramente fare quel salto di qualità, perché se voi vi adeguate alle cose che sentite e cavalcate dei luoghi comuni che non sono provati, non sono dimostrati e non ragionate per conto vostro, non progredirete, ci troveremo tra 20 anni con gli stessi problemi di adesso. Le generalizzazioni non fanno bene, non è vero che all'estero non succedono queste cose, succedono ovunque, io non ho detto e che non probabilmente succedono. all'estero ci sono anche degli italiani che si comportano male. Io non ho detto che non succedono di meno, sicuramente succedono, ma non è una situazione drastica come quella in Italia, poi dipende dai luoghi ovviamente. No, ben venga per tutte le persone che hanno veramente bisogno di venire qua, ci mancherebbe altro. Chi scappa dalla guerra, eccetera, hanno tutti bisogno di una mano tesa perché sono situazioni bruttissime. Però le persone che devono venire qua devono anche rispettare le regole, rispettare le persone che vivono qua. Su questo solo. non si piove, ed è stato detto. Di qua chi ha il microfono? Io volevo dire che al posto di continuare a soffermarci su questi lati negativi e sulle cose brutte, diciamo, che poi alla fine vengono solo ampliate, perché si sa che se un immigrato fa qualcosa si ingigantisce il tutto, volevo invitare i miei coetanei a mettersi in gioco e magari aderire a qualche progetto, a qualche attività, perché comunque in giro se ne organizzano tanti per gli immigrati. Ad esempio, io, che sono del Cecconi, ad agosto partirò per l'Albania per fare appunto un'esperienza al contrario, andare noi a visitare un paese in cui comunque ci sono delle difficoltà e dei problemi, per capire realmente cosa succede in quei paesi e per mettermi in gioco. Quindi volevo invitare i miei compagni, sì, a farlo anche loro, comunque cercare. Perché è un'iniziativa che è aperta a tutti, insomma, Sì, agli anche se studenti che vogliono- possono partecipare. Esatto. E quindi dove possono eventualmente trovare queste informazioni o a chi rivolgersi? Rivolgersi a Don Beppe Marano. Bene, Sì. e quindi insomma chi volesse anche per fare un'esperienza Esatto. insomma diversa dal solito. Chi altro vuole contribuire, parlare? Prego Leila. No, allora volevo dire che comunque... Oh, mi raccomando, toni paccati Sì. ragazzi, perché... Sì, scusate per prima. No, no, no. No, mi è partito. No, volevo dire che comunque Alzati in piedi, io ho scusa. provato anche ad aderire a... Sono andata a vedere venerdì scorso al teatro, no, sabato scorso in un teatro, che anche dei profughi ci raccontavano la nostra storia recitando e tutto, però... Dico io, non possiamo nascondere la cosa che è ovvia, perché veramente, come la ragazza quella lì che ha detto che non è vero che... che non è vero che se tu giri in stazione, perché è ovvio, perché è successo anche a una persona molto a me vicina ed è successo anche a me in primis. Proprio a me, non generalizzo appunto, e dico che è così e basta. Loro, visto che evidentemente gli manca la loro donna, gli manca il gesto, gli manca proprio la donna in sé, trovano in noi senza malizia, cioè io non dico che sono cattivi, però li viene, basta, però lo se fanno. tu dici che uno praticamente ti molesta, tanto Ma buono sì, non ma è, è quindi successo, non è mi successo, stai sui giornali dicendo lo dicono, sul Ma certo che telegiornale lo succedono dicono. queste cose. Lo sappiamo tutti, quindi non puoi nasconderti e dire che non è vero, perché è vero.
Sì, lo fanno anche gli italiani, Microfono. ma loro vengono qua, pretendono e hanno perché nessuno di loro qui è morto di fame, nessuno di loro. Allora scusa, ci sono dei ragazzi che si sono anche tolti la vita, richiedenti asilo, che sono arrivati qui, ed è successo proprio qui in regione, a Lignano credo, se non vorrei dire, ecco, dico il vero. Allora, le cose... è vero quello che dici tu, in parte contestualizzato, e sicuramente le posizioni, naturalmente stasera purtroppo magari fosse sufficiente il dibattito tra di voi per costruire una realtà migliore e risolvere i problemi. Non è così. Vuoi rispondere? Volete rispondere? Tu, Nicolas, volevi dire qualcosa? Fatti passare il microfono. È una discussione molto accesa, vedo, a mio parere. Beh, giusto, che si accendono i tomi. Comunque sugli immigrati vedo che questa discussione viene molto più puntata in confronto a tutte le altre puntate, perché quando si parlava di, se ci sentiamo ad esempio in un'altra puntata europei, non si diceva molto, erano tutti molto pacati. Invece sugli immigrati avevano sempre molto da dire, perché... Beh, è una questione che divide sicuramente. Però è eccessivo dire... E poi, come dici tu, non ci sono delle posizioni sicuramente chiare, perché non è possibile bianco o nero. Io voglio dire, come esiste uno stupratore immigrato, esiste anche uno stupratore italiano, quindi voglio dire, è un po' troppo forse dire che sì, gli immigrati vengono qua a fare questo, cioè nel senso, ognuno prende le proprie responsabilità alla fine, ok, che loro a volte magari fanno delle cose che magari possono risultare negative, ma il punto è che i social e tutto quello che ci circonda li fa risultare solo loro negativi. Invece quello che facciamo, ad esempio noi, io non sono italiano, sono croato, però comunque se mi vengono a dire sì, ma sai, un croato è più facile sentire un croato che un italiano che ha fatto qualcosa di non giusto, diciamo. Quindi a mio parere è eccessivo generalizzare, come ha detto lei. Ci sono stati anni in cui Appunto. la guerra dei Balcani, insomma, forse molti di voi non erano neanche nati. Esatto. Chi veniva qua, e prima ancora le avevamo ricordato la scorsa puntata, gli esuli che erano comunque italiani sono stati trattati male, e ti assicuro che chi proveniva dai Balcani non veniva accolto nel migliore dei modi, né dall'Albania, come abbiamo ricordato prima. E si parla degli anni 90, non si parla del 1945, quindi sono... a rotazione ci sono questo tipo di problematiche. Mancano 2 minuti, l'ultimo intervento, Marco, e poi devo salutare. Io volevo ricordare, tanto per mantenere anche pulita un po' la coscienza, che abbiamo iniziato questa trasmissione dicendo che non c'è distinzione tra bianchi e neri, che non c'è distinzione tra nazionalità e che siamo tutti uguali. Allora, se siamo tutti uguali e chi pensa questa cosa lo pensa davvero come valore morale, allora tutti sbagliamo, tutti possiamo fare le cose giuste, tutti possiamo fare delle cavolate immense, come lo possono fare gli immigrati, lo possiamo fare noi italiani, e lo facciamo noi italiani, così lo possono fare i tedeschi, così lo possono fare gli americani, così lo può fare chiunque. Quindi non stiamo a dire che gli immigrati hanno la colpa e noi non ce l'abbiamo, perché le carceri italiane sono piene anche di italiani, non sono piene solamente di immigrati, sono piene di chiunque, perché siamo tutti sulla stessa identica barca, siamo tutti uguali, siamo tutti una popolazione unica in questo mondo, non siamo venuti da altri pianeti né da altri universi, siamo dello stesso mondo, facciamo parte di culture diverse, ma siamo comunque un'unica popolazione. Quindi evitiamo di dare la colpa a qualcuno quando la colpa in realtà ce l'abbiamo tutti quanti. Un ultimo passaggio. Intervento flash. Io volevo fare solamente, ricapitolando il tutto, un esempio che mi è capitato a me di una convivenza molto pacifica tra persone di culture e paesi diversi, perché c'è stato, nella mia vecchia scuola, si era stata organizzata per Natale un incontro dove i ragazzi, che fossero stati indiani, neri o comunque di tutte le nazioni, venivano vestiti con i loro vestiti tradizionali, portavano il loro cibo e c'erano degli scambi, e io ho visto persone che, per come le conoscevo io, erano delle persone che, non dico razziste, ma molto incentrate su quella via, andare d'accordo con altri, quindi non è del tutto vero. Perché hai detto persone, e quindi direi che ci rilacciamo al primo intervento. Persona non ha... non è che solo perché uno ha un colore diverso o un vestito diverso è completamente è cattivo di per sé. Secondo me è da capire questo anche. Grazie. Bene.
È stata una puntata intensa, mancano 15 secondi, io devo salutare al volo i miei ospiti, ringraziarvi, Tommaso Sandri, Davide Mauro, Menti Libere, vi hanno ricordato l'appuntamento per chi volesse Migrart, su Menti Libere trovate tutti gli appuntamenti. Renato Garibaldi, grazie per essere venuto con noi e per averci portato 3 dei suoi ragazzi per raccontare le loro storie. Posso invitare tutti a venirci a trovare quando volete. Ecco. boscodimuseis.org, l'indirizzo è facile, veramente vi accolgo a braccia aperte, se potete fermarvi a pranzo, a C'è anche una fattoria didattica per cui potete stare a contatto con questa realtà. Io vi ringrazio, allora l'appuntamento con Effetto Friuli Giovani è per venerdì prossimo, in replica lunedì mattina, vi invito a partecipare, a commentare, a seguirci ancora, vi lascio con i programmi della serata, grazie. Spendi bene, spendi il giusto, all'Arredo Più di Gemona. Con la consulenza gratuita di un arredatore professionista direttamente a casa vostra. E in più, rilievo misure, supervalutazione e ritiro dei vostri vecchi mobili. Arredamenti made in Friuli, con misure, tessuti e colori a vostra scelta. La nostra falegnameria, da più di 40 anni.